Era tutto previsto e oggi quanto scritto sulla carta è stato realizzato. La SGA, Società per la gestione di attività legata al Ministero dell'Economia, ha acquisito dall'ex BPV e da Veneto Banca i crediti deteriorati che con il decreto legge di giugno non sono passati al gruppo Intesa San Paolo. I portafogli ceduti sono costituiti da circa 112.000 posizioni debitorie per un valore lordo totale di 18 miliardi di euro. Di questi, circa 10 miliardi è di sofferenze da recuperare, altri 8 miliardi di euro riguardano incagli che potrebbero anche tornare in bonus se SGA, che ha costituito una squadra apposita di 140 persone, potrà operare da banca e ritrattarne le condizioni. Il denaro che complessivamente verrà recuperato da questi 18 miliardi di crediti deteriorati andrà a ristorare i creditori delle due popolari venete, oggi in liquidazione coatta amministrativa, a cominciare dallo Stato, che oltre ad altre garanzie ha pagato per l'operazione di salvataggio 4 miliardi e 800 milioni di euro.